La Guardia di Finanza cerca chi ha aiutato Luca Pan a costruire il suo impero. Dietro gli affari illeciti di Via Piave c'è forse l'ombra della triade. Annullate le multe combinate con le immagini riprese da Argos sul Canal Grande per fermare il moto ondoso. Il giudice di pace, violata la privacy. A San Marco di Resana attese 20.000 persone per visitare la mostra di 90 presepi provenienti da tutto il mondo. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia. Non si fermano, lo avete sentito dai titoli, le indagini sul clan di Luca Pan e i giri illeciti di clandestini e prostitute. La Guardia di Finanza non crede che il re di Via Piave abbia costruito da solo il suo impero e sta cercando il livello superiore dove forse potrebbe esserci il padre. Non si fermano le indagini della Guardia di Finanza sulla mala cinese che ruotava attorno a Luca Pan, re di Via Piave, ora in carcere. La Guardia di Finanza di Venezia cerca il secondo livello, quello più alto. Ci sono infatti ancora molte cose da chiarire e dietro potrebbe esserci il padre, Ding Nguyen, persona influente in Cina, il primo della famiglia a giungere a Mestre 30 anni fa ed il primo ad andarsene dopo aver avuto un colloquio con l'allora capo della squadra mobile di Venezia, Rizzi. Ci sono due interrogativi che si stanno ponendo i finanzieri del Gico, in particolare come arrivavano i clandestini cinesi in Italia che poi si rivolgevano a Pan per ottenere il permesso di soggiorno e perché si rivolgevano a colpo sicuro proprio a Pan. L'indagine avrebbe dovuto continuare per un altro anno almeno per scoprire l'intreccio di connivenze e regie. È stato necessario portare Keke Pan in carcere con i suoi complici perché il boss di Via Piave stava meditando di fuggire. Sospettava che gli inquirenti stessero per catturarlo e la tensione con la moglie mestrina Alessia Degnato stava crescendo a causa dei tradimenti di lui, tanto che la donna aveva dovuto trasferirsi in un altro alloggio con i suoi 2 bambini a causa dei violenti diverbi che l'hanno costretta anche a ricorrere alle cure mediche dell'ospedale All'Angelo. Buone notizie per tutti coloro che sono stati multati dopo essere stati immortalati dal sistema di videosorveglianza Argos sul Canal Grande. Il giudice di pace Nadia Sant'Ambrogio ha annullato tutte le sanzioni emesse per la violazione dei limiti di velocità nei canali lagunari e si tratta di centinaia di multe. Soltanto nel 2009 ne sono state staccate 500. Le motivazioni della sentenza saranno depositate tra qualche giorno, ma è probabile che il giudice abbia accolto i motivi del ricorso del legale Luca Pusateri, secondo cui il sistema di videosorveglianza raccoglie i dati in totale spregio della normativa riguardante la protezione dei dati personali. E ora la campagna elettorale che è entrata nel vivo da alcuni giorni. Nel Veneto al centro c'è l'ospedale di Padova, punto di riferimento della sanità per i pazienti di tutta la regione e che rischierebbe di venire affossato per favorire Verona e Treviso secondo le accuse del leader dell'UDC Antonio De Poli. Sulla vicenda si è innescata una polemica a distanza tra De Poli, segretario regionale dell'UDC, e il governatore del Veneto Luca Zaia. Uno scontro che sembra ispirato decisamente dalla campagna elettorale ormai cominciata. De Poli accusa Zaia di non aver chiesto i fondi per la costruzione del nuovo nosocomio padovano, utili per potenziare il glorioso Policlinico Universitario Padovano, faro della sanità nazionale e internazionale, per favorire Verona e Treviso più vicine alla Lega. Zaia si è difeso, lo avete sentito ieri, abbiamo mandato in onda le sue dichiarazioni affermando che i soldi non ci sono e che troverà i finanziamenti attraverso la formula del project o altre forme di prestito. E De Poli ha replicato. Vi faremo sentire prima le dichiarazioni di Zaia e poi la risposta di De Poli. Non è che non abbiamo chiesto i finanziamenti, non si potevano chiedere visto e considerato che da 3 anni che il governo non finanzia più nessuna regione per le opere ospedaliere. Ma sai, trovo anche strana tutta questa serie di domande, queste accuse, anche perché se uno lavorasse saprebbe già darsi risposte da solo. Cioè che c'è la burocrazia, che ci sono dei tempi da rispettare, qual è la risposta che può dare a chi aspetta questo ospedale, nuovo ospedale che è di Padova ma poi avrà un ambito regionale? Beh, semplicemente che basterebbe guardare quante azioni di protesta e di attacco noi come Presidente della Regione abbiamo fatto in questi 3 anni affinché si possano avere ancora nuovi finanziamenti, ma questo lo sanno tutti, sinceramente parlare di cose che sanno tutti lo trovo un po' assurdo. Sull'aspetto operativo dell'ospedale di Padova, perciò che tempi avremo? Beh, operativamente siamo messi bene, nel senso che abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare. Dal 30 ottobre c'è un progetto sul quale possiamo discutere. Questi sono i tempi imposti dalla legge, non c'è altro da aggiungere, nel senso che dal 30 ottobre abbiamo una dimensione, dopodiché ci sarà
una commissione che è già costituita e sta lavorando, che ci dirà quale sarà la migliore modalità per finanziare. Un po' come quando uno si compra una casa, decide se farsi il mutuo, se farsi prestare i soldi dai genitori o se far debiti in altre maniere. I mattoni quando li vediamo? Metterli su? Ma guardi, io penso che se l'operazione si chiuda e secondo il nostro cronoprogramma, penso che nel giro di un anno si possa avere già una realtà che si sarà aggiudicata realizzando l'ospedale di Padova, policlinico universitario, che vale circa 450 milioni di euro. E ora sentite cosa ha risposto De Poli, cosa ha replicato a Zaia, che ha cercato appunto di difendersi. Zaia oggi dice il nuovo ospedale di Padova si farà. Io ne sono felice se questo fosse realmente una cosa vera. Io credo che ancora una volta Zaia continui a chiacchierare senza fare nulla. Se aveva veramente a cuore il nuovo ospedale di Padova, poteva fare un ulteriore programma, un quinto accordo, un sesto accordo integrativo per l'ex articolo 20, inserire il nuovo ospedale di Padova all'interno della programmazione regionale dei famosi 205 milioni di euro, e allora avevamo già una prima soluzione per far sì che ci potesse essere un finanziamento pubblico. E poi, se vuole fare, come ha detto oggi, è ritornato sulle sue parole il project financing qualche giorno fa, qualche mese fa, qualche settimana fa, diceva no, dobbiamo inserire il più possibile risorse pubbliche per far sì che i cittadini non paghino, come è successo a Mestre, il 10, 11, il 12, 13% di quelli che sono gli interessi, che invece di andare sugli aspetti dei servizi andavano sui muri. Ecco, allora credo che qualcosa non funzioni realmente, e ancora una volta la grande macchina della comunicazione del nostro Presidente della Regione che si è messa in moto, ma al di là dei grandi proclami e delle carte, la più grande cartiera d'Italia che sforna comunicati tutti i giorni, non fa null'altro. E i calcoli elettorali c'entrano anche forse con l'interrogazione che ha presentato Massimo Bitonci, capogruppo della Lega Nord in Commissione Bilancio alla Camera, in difesa di 1800 aziende veneziane. Sono le famose imprese che devono restituire allo Stato, secondo l'Unione Europea, 114 milioni di euro ottenuti sotto forma di sgravi fiscali dal 1995 al 1997. Bitonci ha chiesto oggi ai ministri Grilli e Passera che rendano conto delle intenzioni del governo. L'emendamento al decreto legge stabilità in esame oggi al Senato prevede infatti che entro 90 giorni l'INPS richieda documentazioni vecchie di 15 anni alle aziende che beneficiarono degli sgravi fiscali e che poi passi all'incasso. Una stangata di fine anno che potrebbe tradursi nel colpo di grazia per queste imprese. E ora la mobilitazione degli studenti anche a Mirano per protestare contro lo stato fatiscente delle scuole. Ieri i carabinieri hanno fermato un tentativo di occupare un istituto professionale, ma la protesta non si ferma e potrebbe allargarsi a macchia d'olio in tutto il milanese. L'onda lunga delle occupazioni delle scuole lambisce anche la provincia veneziana. A Mirano gli studenti del Ponti Lorenz hanno cercato di occupare l'istituto per protestare contro lo stato fatiscente della scuola, ma sono stati fermati dai carabinieri. Hanno deciso comunque di manifestare per l'intera settimana. I ragazzi dell'istituto professionale hanno invitato ad unirsi a loro anche gli studenti dei licei 8 Marzo e Itis Levi. Denunciano un grave stato di degrado della loro scuola. Piove dentro, cadono pezzi di lamiera ed esplodono neon in aula, hanno raccontato. La presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, ha promesso che metterà a disposizione i 10 milioni di euro ricavati dalla vendita delle quote della società Save. La grave situazione in cui versano gli edifici scolastici della provincia è anche legata agli interventi di restauro effettuati negli anni passati e ispirati al risparmio, perché legati alla Tangentopoli poi scoperta dalla Guardia di Finanza. Quest'anno la giunta PDL Lega ha investito nelle scuole 24 milioni di euro. E ora una notizia di cronaca nera. A Mira i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per tentato furto, ricettazione e detenzione di refurtiva un cittadino albanese 25enne residente a Dolo. L'uomo ha cercato di introdursi con l'aiuto di un cacciavite in un'abitazione in via Città Giardino, ma il proprietario lo ha sentito e ha dato l'allarme. Così il ladro ha cercato di fuggire, ma è stato inseguito e bloccato dai militari. Era in possesso di numerosi arnesi da scasso.
E una notizia da Treviso prima di passare alle notizie dall'area metropolitana: bolletta pazza dell'Enel da €500.000 nella Marca trevigiana. È stata recapitata dal Feo Dussin, titolare della locanda Dussin di via Maggiore a Piavon di Oderzo, ristorante storico dello Pitergino Mottense, meta per buon gustai del pesce. Dussin non spende mai, ha detto, oltre i €900 il trimestre, e alla vista dell'incredibile cifra di €488.757 ha dovuto sedersi per non mancare. Ha immediatamente bloccato il conto in banca e si è rivolto ad un legale, perché all'Enel gli hanno detto che non è stato commesso alcun errore. Un bel regalo di Natale. E ora la pubblicità. Eurosurgelati Italia, finalmente anche a Mestre, in zona Auchan. Più di 1000 prodotti selezionati e controllati da esperti del settore a garanzia dell'assoluta qualità e freschezza. Dall'antipasto al dessert, tantissime idee da portare in tavola, che stuzzicheranno anche i palati più raffinati. Una grande varietà di carni, pesce, verdure, prodotti panati da forno o pastellati pronti da friggere. Eurosurgelati Italia, dal produttore al consumatore, senza intermediari, convenienza imbattibile. Eurosurgelati Italia è a Gambarare di Mira, Statale Romea, e ora anche a Mestre, via Don Tosato 115, fronte Auchan, e a Rovigo, viale Porta Po 185, fronte La Fattoria. E una notizia di respiro regionale: anche nel Veneto l'età media ha raggiunto i 43 anni. Lo dicono i risultati del censimento della popolazione reso noto oggi, secondo cui nella nostra regione la durata della vita si è attestata secondo la media nazionale. Dalla ricerca emerge inoltre che la popolazione italiana è diminuita, ma è salita quella straniera, al punto che ora in Italia, da 57 milioni di abitanti nel 2001, si è passati in 10 anni a quasi 60 milioni. Gli stranieri sono triplicati in 10 anni e hanno raggiunto i 4 milioni, di cui il 23% risiede nel Veneto. E ora le notizie di Natale: spazio ai babbi natali motorizzati che hanno attraversato Mestre e Marghera lasciando di stucco i passanti. La slitta trainata dalle renne è finita in soffitta, adesso Babbo Natale arriva in moto. Ai bambini piace, soprattutto ai maschietti. Di certo a cavallo di una grossa cilindrata, ma anche di una Vespa o di uno scooter, le consegne sono più veloci. E così, in una grigia mattina di dicembre, decine di casacche rosse, complete di barba bianca e casco, hanno portato una ventata di allegria lungo le strade di Mestre e Marghera, attirando l'attenzione di tutti i passanti, adulti o bambini che fossero. La sfilata dei motobabbi è una simpatica iniziativa organizzata da commercianti, associazioni culturali e di volontariato per dare un tocco di vivacità al Natale dei più piccoli. La gioia più bella, Natale porta pace, porta serenità, soprattutto in questo bisogno. Il mondo ha bisogno di serenità e diamo gioia soprattutto ai nostri bambini, che sono il nostro futuro, sono le nostre gioie, le nostre vite, e regalano solo che felicità. E noi cerchiamo di trasmettere a loro. Abbiamo bisogno di un Natale per i nostri bambini. Io amo la mia città come amo la mia famiglia e amo i bambini. Ciao a tutti, buon Natale a tutti e grazie a tutti. E grazie a questi signori che si sacrificano come ogni anno per far divertire i bambini nella semplicità e nelle cose piccole. Non servono cose grandi, servono cose che fanno questi signori qua. Noi crediamo nei bambini e vogliamo che i bambini abbiano un Natale sereno, tutto qua.
Tra una corsa e l'altra tante soste per dispensare sorrisi, abbracci e dolciumi, scattare qualche foto, rifocillarsi per bene e magari farsi catapultare dentro un'emozionante fiaba raccontata dall'uomo in cilindro. Sempre di corsa, in queste ore i Babby Bikers sono indaffaratissimi a fare il giro di tutti i bambini, ma una cosa è certa, ritorneranno presto in città e i più intraprendenti potranno anche salire in moto con loro. Buon viaggio verso il Natale! Bye bye, buon Natale, bye bye bye, goodbye, goodbye, ciao ciao, ciao ciao. Continua il nostro viaggio tra i presepi più belli. A San Marco di Resana ce ne sono addirittura 90 provenienti da tutto il mondo. Vediamone alcuni. Il suono delle zampogne sprigiona nell'aria lo spirito natalizio. Benvenuti a San Marco di Resana, famoso come il paese dei presepi. Un titolo più che meritato, perché proprio qui negli spazi dell'ex asilo si tiene una delle più belle mostre dedicate all'arte di rappresentare la nascita di Gesù. Questa 19ª edizione riunisce circa 90 opere provenienti dai luoghi più disparati, non solo d'Italia ma di tutto il mondo. Siamo contenti perché ospitiamo presepi provenienti da tutto il mondo e tutti fatti interamente a mano. Questa è una caratteristica proprio della nostra mostra che ormai, se vediamo gli ultimi anni, ha superato abbondantemente i 20.000 visitatori. Un successo che non ha precedenti, per cui ringrazio di cuore tutti quanti stanno collaborando, il gruppo culturale San Marco, in particolare il maestro presepiorum, come lo definiamo noi, il magister Alfonso Pozzobon, vero artefice di questa mostra. E proprio Alfonso Pozzobon è autore di uno dei presepi più elaborati, ambientato in un borgo della Pedemontana e ricchissimo di particolari, come ad esempio i gattini che giocano sul fienile. L'attaccamento alle tradizioni emerge anche dal presepio nel casone, col caratteristico tetto di paglia, o da quello nella baita altoatesina, ai margini del bosco. Pittoreschi anche i presepi veneziani, in uno squero o con vista sulla salute. Poi ci sono i presepi tedeschi, ungheresi, bosniaci, palestinesi e venezuelani, ognuno espressione di una particolare poetica della natività, siano essi in cartapesta, in sughero, in ferro, maiolica o altri materiali riciclati. Accanto ai presepi c'è anche una sezione speciale dedicata al Sacro Cuore di Gesù, con immagini che vanno dalla fine dell'Ottocento al 1950. Era una devozione diffusissima in campagna, tant'è che non c'era casa di contadini dove non ci fosse uno di questi quadretti. La mostra internazionale dei presepi è organizzata dal gruppo culturale San Marco e rimarrà aperta fino al 27 gennaio 2013. L'ingresso è libero, le offerte raccolte saranno impiegate a sostegno della scuola materna. Ancora temperature in picchiata, sentiamo cosa prevede il meteo per i prossimi 3 giorni.
Giovedì 20 dicembre, al mattino soleggiato con nuvolosità in aumento a partire da ovest, possibili precipitazioni anche nevose in serata, valori termici in abbassamento, compresi fra -2 e 3. Venerdì 21 dicembre, molto nuvoloso con deboli precipitazioni nevose fino a quote basse, temperatura in ripresa. Sabato 22 dicembre, banchi di nebbia al mattino, valori sopra lo 0. Domenica 23 dicembre, nubi sparse e cielo coperto, minime e massime in risalita. Lunedì 24 dicembre, banchi di nebbia e nubi sparse, fa un po' più freddo. La marea di giovedì 20 dicembre è normale, la massima alle 4,55 cm, la minima alle 11,15 cm. Siamo quasi al termine del nostro notiziario, ma vi lasciamo con una controcopertina che è dedicata ad un concerto gospel che ha richiamato quasi 1000 persone nella chiesa di Santa Bertilla a Spinea. Protagonista è la formazione dei Joy Singer, che ha proposto, una dopo l'altra, le più belle canzoni del repertorio natalizio. Sentiamo e intanto io vi saluto. Grazie per averci seguito, per averci scelti. Buon proseguimento e buona serata.